Benvenuti tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle notizie del Napoli. Forza Napoli sempre. Se dici che Conte è il campione, se vuole Lucca, non puoi criticarlo. Ti stai contraddicendo. Umberto Chiariello ha detto a Radio CRC, parlando dell'acquisto di Lucca, chi lo critica dovrebbe presentare una mozione di censura contro Lukaku, che a loro dire è inutile e, quindi, ci voleva un grande centravanti. Ma questa non è l'opinione di Conte, né la mia. Lukaku è un grande centravanti, ha solo 32 anni e potrà partecipare a 2 ritiri, mentre l'anno scorso si è allenato privatamente. Lukaku, pur avendo giocato una dozzina di partite quasi invisibile, ha segnato 14 gol e fornito 10 assist. Metà dei gol del Napoli sono stati creati da Lukaku, una statistica impressionante. Continuerà a essere titolare, coadiuvato da De Bruyne, che lo conosce a menadito. Ci aspettiamo quindi un miglioramento. Giocherà però meno. Il Napoli giocherà almeno 48 partite, a cui si aggiungeranno le partite con la nazionale. Per i giocatori, più di 50 a stagione. In questa logica, avere un secondo attaccante importante è fondamentale. Simeone è nel nostro cuore, ma è stato un fallimento. Metti mi piace al video così YouTube ti notificherà sui prossimi video del canale. Prossima notizia. Grealish può portare imprevedibilità, velocità e inventiva al Napoli e alla Serie A, essendo capace di ribaltare la partita in un istante, passando dalla difesa all'attacco con grande rapidità. Mi sembra strano che il City lo abbia lasciato andare, ha detto Carlo Iacomuzzi, presidente di Asso Osservatori e direttore sportivo con un passato in Inghilterra, a Radio Marte durante Marte Sport Live. È un giocatore creativo dentro e fuori dal campo. Ciò che fa fuori dal campo dovrebbe essere limitato, e le sue abilità dovrebbero essere sviluppate in campo. Dal modo in cui si veste e dal suo atteggiamento, è chiaro che è un giocatore eccentrico e un po' incostante. Ma con Conte, penso che sarebbe una buona opzione. Antonio porta un tocco speciale a tutti i suoi giocatori. Sono contento che il Napoli abbia ingaggiato Lucca. È una buona alternativa e finalmente si stanno concentrando su un italiano. Può dare una spinta al reparto offensivo del Napoli. Arriverà con grande entusiasmo e fiducia. È bravo nel gioco aereo e non è male tecnicamente. Mi piace molto Ndoye. L'ho consigliato all'Everton 4 anni fa, quando era molto giovane e giocava nel Lucerna. L'ho visto nel derby contro il Servette e mi è piaciuto molto. Ha talento, è migliorato molto nelle ultime stagioni e il mister Sartori chiede giustamente molti soldi per il ragazzo, conoscendone il talento. Sartori fa quasi sempre gli acquisti giusti. È un allenatore di grande esperienza. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Lascia un commento sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!